Siamo presso gli spazi espositivi della Dem Venice Art Gallery in occasione della mostra dal titolo Libertà, forza e colore del pittore Jacopo Rumignani. Ci troviamo di fronte a tre tipologie pittoriche care all'artista. Abbiamo parlato poc'anzi nel video precedente della potenza di questo colore, della capacità di questo colore di avvolgere lo spettatore, ma questo colore è anche capace di essere versatile. Quindi l'artista è riuscito a piegare la tecnica pittorica per esprimere ciò che egli sente all'interno del proprio cuore, all'interno della propria mente. Abbiamo soggetti vari interpretati come questo magnifico leone nato chimera, nel quale si vede la capacità tecnico-esecutiva dell'artista di saper eseguire anche la criniera di questo strano leone, perché chiaramente è un leone alato, ma non è neppure un leone, è qualcos'altro, è un'interpretazione del leone di San Marco. Quindi, e sullo sfondo si vedono delle cupole che richiamano le classiche chiese di Venezia. Quindi un'immagine che deborda da una percezione realistica per diventare un qualcos'altro, per diventare appunto un ricordo, un omaggio alla città lagunare, sempre con questa potenza del colore che appunto coinvolge lo spettatore. Nell'opera successiva, dal titolo Attesa, troviamo un tema classico di Rumignani, il cavallo, lo splendido animale ben rappresentato, sempre possente, sempre forte, magnificamente costruito da questo colore appunto dirompente che prende il cuore dello spettatore, è sdraiato e ci guarda. Il titolo appunto Attesa ci fa intendere che l'artista non rappresenta solamente il cavallo fine a se stesso, non rappresenta solamente la forza e la potenza di questo splendido animale, ma lo fa trasformare in qualcosa di interposto. Appunto il titolo Attesa ci induce subito a collegare ciò che vediamo con il titolo, quindi la capacità di Rumignani di saper far esprimere all'animale degli stati d'animo che possono essere gli stati d'animo dell'essere umano. Successivamente troviamo un'altra categoria pittorica cara a Rumignani, un volto di donna, è un visage. Siamo attratti da questa espressione che guarda fuori campo, guarda fuori dal quadro, questa espressione malinconica che ci fa indurre a riflettere su che cosa nasconda, su che cosa si celi dietro il volto di questa donna. Che cosa le sia capitato, vista appunto questa espressione così da una parte triste, malinconica, ma anche attenta, anche quasi focalizzata, appunto, se osservate bene, come ho detto prima, lo sguardo evade il ritratto, non è frontale, guarda altrove. E quindi anche qua si intravede la capacità di Rumignani di far emergere una dimensione interiore. Non è solo colore, seppur forte, seppur abbacinante, ma c'è anche lo spirito dell'artista, uno spirito che appunto vaga a 360 gradi, si insinua, si focalizza su alcuni soggetti che gli sono più cari, ma a volte si sofferma anche su dei soggetti che potremmo definire così lontani dal modo classico della sua pittura, ma che lo sollecitano e lo fanno così vivere un'emozione altra.